Questa trasmissione è offerta da RS Moto. Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale dedicato al motorsport in Friuli Venezia Giulia. Una puntata quasi interamente dedicata al mondo del trial, perché il 12 e 13 di giugno a Tolmezzo arriverà la doppia tappa del campionato del mondo trial. Ne parleremo dal giardino del Tillis Pub di Tolmezzo assieme ai nostri ospiti. Avremo anche un servizio sulla Verzegni Sella Chianzutan, gara di campionato italiano velocità in montagna. Nella seconda parte parleremo anche del campionato italiano di regolarità gruppo 5 di Ragogna. Il siciliano Domenico Cubeda ha conquistato la 51esima edizione della Verzegnis Sella Chianzutan, cronoscalata valida per il campionato italiano velocità in montagna. Il pilota su Osella FA30 ha completato le due salite con il tempo di 5.01 e 38, staccando di 1.53 Francesco Conticelli al secondo posto su Osella FA30. Terzo gradino del podio per Franco Caruso su Norma M20 Zytec. Tra le vetture storiche la vittoria è andata a Ennio Bragagni Capaccini su Giada T118, che ha conquistato entrambe le manche di gara. La competizione ha visto la presenza di 216 piloti impegnati sul classico percorso di 5,64 km con pendenza media del 7,2% ed un dislivello di 396 metri tra la partenza al Ponte Landaia e l'arrivo a Sella Chianzutan. Tra i piloti friulani, primo tra le moderne Gianni Di Fant della scuderia Forum Iuli su Porsche, che ha chiuso 35esimo assoluto e ha vinto la classe riservata alle vetture GT Cup. Tra le storiche il più veloce è stato Marco Naibo, scuderia Acu Friuli su Ford Sierra Cosworth, settimo assoluto e primo classificato in classe N+2000 nel quarto raggruppamento. Assenza per la concomitante gara di campionato europeo in Repubblica Ceca di alcuni tra i più rappresentativi piloti italiani come Christian Merli e Simone Fagioli. È sicuramente, Assessore, un biglietto da visita importante per Tolmezzo poter proporre un importante evento come questo che proietterà Tolmezzo nel panorama internazionale del motociclismo. Porto i saluti di tutta l'amministrazione ma tutta la cittadinanza di Tolmezzo. Tolmezzo riparte con una prova mondiale, riparte dopo questo periodo di pandemia, di restrizioni, di sofferenza sia fisica, economica, che ha colpito tutti, ha colpito in maniera particolare il mondo dello sport. Non ci saremmo aspettati una ripartenza così significativa, così entusiasmante, di livello, ripeto, mondiale. Questo è la dimostrazione, se mi permettete di dire, che Tolmezzo è il centro di tutte le cose importanti che si fanno in Carnia, per la sua posizione geografica, per la sua dimensione numerica e soprattutto perché ha dei concittadini che operano in maniera esemplare anche nel mondo dello sport. Mi dicono che c'è il record anche di iscritti da tutto il mondo. Per una settimana Tolmezzo sarà in cima alle considerazioni, ai pensieri, alle attenzioni di tutto il mondo del motociclismo. Walter Marcon, manca ormai una settimana, ci siamo, il top, la crema del trial mondiale tornerà a Tolmezzo dopo 10 anni. Sì, questo è vero, fra una settimana avremo la massima espressione dei piloti trialistici mondiali qui a Tolmezzo. 92 persone, un record penso più che mai importante, spalmato sulle 4 categorie, di cui una al femminile.
13 saranno i rappresentanti italiani, quindi un numero considerevole. La faranno da padrone senz'altro gli spagnoli, gli inglesi e francesi. Ripeto, 13 italiani che saranno spalmati su tutte le categorie, con Grattarola che sarà nuovamente impegnato nella TR1 e a seguire tutti gli altri piloti. Un vanto che dei 3 al 125 che saranno impegnati qui a Tolmezzo, 2 saranno locali. Quindi pilota Giacomo Brunisso di Pagnacco e Luca Agostinis proprio qui di Tolmezzo. Mi rammarico perché manca la presenza di un terzo pilota che è qui con noi, che per motivi tecnici non potrà partecipare, ma sarà comunque dei nostri. Come dicevi tu, ci saranno 3 giorni interessantissimi di questo evento a Tolmezzo. Inizieranno venerdì 11 con le verifiche tecniche e amministrative. A seguire ci sarà, e qui è interessante vedere i piloti in area di allenamento sotto la palestra di Roccia, che sarà e senz'altro daranno spettacolo con i loro funambolici numeri. Chiaramente gara 1 il sabato mattina a inizio ore 9 e gara 2 domenica con inizio sempre ore 9. 5 ore e mezza di percorso, 3 gli ambiti su cui si svilupperanno le zone a contorno tutte dell'abitato di Tolmezzo, 5 zone lungo il Rio Confine nella periferia sud-est dell'abitato di Tolmezzo, 4 zone in prossimità della palestra di Roccia, ovvero sia sulla strada che collega Tolmezzo con la frazione di Illeggio, e per chiudere il clou a ridosso proprio di Piazza 20 Settembre, teatro della partenza e dell'arrivo della manifestazione, come dicevo 3 zone in Pracastello e in Rio Cascina, a poche decine di metri dal centro storico del nostro abitato. Emanuele Prisco, abbiamo parlato di numeri piloti, perciò quasi un record di partecipazione, ed è un dato importante, senza dimenticare quello che sarà l'indotto generato dai tanti tecnici, piloti, uomini della federazione, stimati in circa 600 persone che arriveranno in Carnia, senza contare il gettito di quello che sarà poi l'indotto turistico generato appunto dal pubblico, 1000 al sabato, 1000 alla domenica. Questo vuol dire anche creare un'importante economia per la zona. Sì, infatti i numeri che hai citato sono sicuramente numeri importanti, perché appunto l'indotto che porta a una manifestazione di questa caratura è importante. Ogni pilota mediamente ha almeno 3 persone al seguito, quindi tra meccanici, tecnici, poi giuria, tecnici federali, l'indotto in termini numerici per una manifestazione così è importante. Fortunatamente il progredire della pandemia ci ha permesso con l'ultimo decreto di avere la possibilità, di dare la possibilità anche al pubblico di godere di questo spettacolo. Per noi è sicuramente stata una grandissima notizia, perché sarebbe stato un vero rammarico non dover fare un evento del genere a porte chiuse, perché per il Motoclub Carnico è sempre stato forse il motivo principale, quello di dare visibilità al territorio e al nostro sport, e quindi il fatto di essere a porte chiuse sarebbe stato un vero peccato. Siamo pertanto molto felici di avere comunque un numero limitato, ma di dare la possibilità a 1000 persone sia il sabato che 1000 alla domenica, e previo acquisto di biglietto. Questa è una cosa che mi interessa sottolineare, perché è fondamentale ed è per decreto obbligatorio acquistare in prevendita il biglietto, non è possibile acquistarlo sul posto. Pertanto vi invito tutti coloro che fossero interessati a partecipare all'evento, a vedere i migliori piloti del mondo in azione, ad andare sulla nostra pagina internet, quindi sul sito del Motoclub Carnico, e troveranno tutte quante le indicazioni per acquistare il biglietto. Con te c'è un pilota
che come lo dicevi non può rappresentare il Motoclub Carnico al mondiale per motivi tecnici. Lui corre con un'altra categoria dove diventerebbe un po' complicato l'inserimento, però anche lo scorso fine settimana ha difeso i colori del Motoclub Carnico a Gualdo Tadino nella gara seconda tappa del campionato italiano. Cosa ti è restato da quell'esperienza, Luca? È stata una bella gara, sono contento della posizione che in concorrenza con i grandi e purtroppo non posso partecipare ai mondiali per problemi tecnici e sono convinto che sarà una bella gara. Come ti alleni durante la settimana quando ti prepari per una gara? Allora, di solito vado su, ho molto posto su da me, 2 o 3 volte alla settimana, faccio di buoni allenamenti e prima di una gara di solito preparo la moto. Come continua la tua stagione nel campionato italiano? Prove molto distanti, impegnative, e tu anche gareggi con una moto, una 250. Sì, allora quest'anno farò tutte le gare del campionato italiano e sono la maggior parte gare molto distanti e partecipate il sabato mattina. Tu c'hai l'assistenza, immagino tuo padre Terry Sì, ti segua. mi accompagna mio papà e mio fratello. Prima di ritornare ancora assieme ai nostri ospiti con il Mondiale Trial di Tolmezzo del 12 e 13 di giugno, c'è un servizio che riguarda il campionato italiano regolarità epoca dello scorso fine settimana di Ragogna. Team Regolarità Friuli sul velluto nella tappa di casa del campionato italiano regolarità, specialità dell'enduro riservata alle moto d'epoca, andata in scena domenica 30 maggio a Ragogna. Successo del team friulano del Motoclub Manzano, che conquista in abbinata il trofeo a squadre grazie alle prestazioni di Rossi, Decker e Sparer, sia il vaso con Rubin, Bosco e Pivetta. La gara, organizzata dal Motoclub Tagliamento, si sviluppava nella zona collinare lungo un percorso di 40 km ripetuto 3 volte dai 286 piloti arrivati da tutto lo stivale. Tra i piloti regionali in gara, grande prestazione di Mirko Rossi, che conquista la classe B3 su Honda 250, vittoria di Vanni Cominotto in classe D6, il pilota di Lignano in sella ad una Maiko fa sua anche la classifica assoluta. Stefano Bosco si conferma mattatore della classe D3, conquistando il vertice della classe su Kramer 125. Dominio indiscusso per Mauro Sant, che conquista la classe X5 su Puch 250, mentre l'altoatesino della Team Regolarità Friuli, Filip Sparer, porta a casa la vittoria di classe C6 su Maiko 502 tempi. Prova di forza per l'ex campione del mondo, il veneto Matteo Rubin, casato con la squadra friulana, che conquista la D5 in sella ad una KTM 250. Alessandro Degano su KTM firma il successo in A2, mentre Sara Brick su KTM 250 conquista la classifica femminile. Ottima la prova per Mattia Mion, che vince la classe T80 RS in sella ad una TM. Sarà una grande emozione perché innanzitutto sarà il mio esordio in una gara di campionato mondiale, quindi sono molto contento per questo risultato e proverò a fare il meglio possibile alla gara e speriamo vada tutto bene. Beh, hai già dimostrato il tuo valore nelle gare di campionato italiano sia lo scorso anno ed è iniziato bene anche il 2021. Sì, l'anno scorso purtroppo non ho potuto finire il campionato italiano in terza posizione per un problema che ho avuto alla moto nell'ultima gara e che mi ha fatto posizionare quinto. Quest'anno è già partito un po' meglio con 2 terzi posti alle prime 2 gare di campionato italiano, quindi è una grande motivazione per me. Come è partita la passione per il trial? È stata una passione un po' inaspettata perché è partita tutto con un gioco, provando delle mini moto, e mi è subito piaciuta la sensazione di salire in sella ad una moto, e quindi poi mi è stata comprata una moto vecchia e da lì è partita la passione. Poi ho conosciuto una persona che è il mio allenatore, che è Giampaolo Concina, che mi sta dando una grande mano e che mi sta preparando a queste competizioni. Hai già dato un'occhiata più o meno a quelle che saranno le prove del mondiale e le varie zone?
Allora sono andato a vedere, ma purtroppo non si sa ancora bene come saranno i percorsi. Si sa già dove saranno, ma non sono ancora stati definiti gli spazi precisi per la gara. Come ti alleni durante la settimana, in previsione soprattutto di quando ci sono le gare di campionato italiano, e come ti allenerai per il mondiale? Allora, sia per l'italiano che per il mondiale mi alleno quando ho del tempo libero durante la settimana, quando riesco a ritagliare dei momenti dallo studio e da altri impegni, e mi alleno il più possibile anche con Giampaolo Concina e cerco di fare più allenamento possibile per prepararmi al meglio per le gare. Ci vuole affinità con la moto, fisico ma anche tanta testa per fare il pilota di trial e ottenere risultati. Sì, certo, il trial è uno sport che richiede molto impegno, soprattutto di testa, diciamo, perché è uno sport di concentrazione dove bisogna concentrarsi al meglio per non fare errori, e quindi ci vuole sia tanto allenamento fisico che con la moto e anche tanto allenamento psicologico. C'è un avversario in casa, perché Giacomo Brunisso va molto forte, battagliate spesso nelle gare di campionato italiano nella TR 125. Sì, con Giacomo Brunisso è una lotta aperta, diciamo, perché è il mio avversario nella categoria di campionato italiano e sarà un mio avversario anche nella categoria di campionato mondiale, e perciò dovrò fare il meglio per riuscire a competere con lui sempre. Preparato il tifo di casa per la gara del 12-13? Sì, ci sono molti amici che sono pronti, diciamo, a farmi il tifo per la gara, e spero siano in tanti, diciamo, a motivarmi e a darmi la carica per la gara, per far meglio. Sarà anche una bella vetrina mondiale, perché ci saranno i migliori piloti al mondo. Immagino tu non veda l'ora di vedere all'opera Tony Boe, anche se chiaramente sarà impegnato in gara, non sarà facile. Sì, diciamo che sarà molto bello soprattutto vedere anche i campioni che fanno, diciamo, dei passaggi impressionanti che neanche ci immaginiamo, però purtroppo durante la gara sarò impegnato nella mia, perciò non potrò vedere, diciamo, quello che fanno loro, però avrò comunque l'occasione di vederli in allenamento e magari anche di allenarmi con loro, chissà. Oltre che questa manifestazione di levatura mondiale, questo mese di giugno vedrà Tolmezzo ospitare un'altra manifestazione, se non di questo livello, però significativa per il mondo delle quattro ruote questa volta. Parlo del rally della Carnia, dove vedrà Tolmezzo interessato quale sede del riordino. Riordino, mi dicono, è un momento molto interessante, è un momento particolare dove tutte le macchine si ritrovano e dove gli appassionati hanno un momento un momento particolare, un momento di tranquillità per poter apprezzare e vedere questi bolidi e magari farsi fotografare vicino al pilota. Però ci sono altre manifestazioni a Tolmezzo, c'è un meeting di atletica leggera, parlavo adesso con un amico Marcon che stamattina ha avuto dei contatti con Venanzio Ortis per fare una gara nella salita alla Torre Picotta, non in moto, anche se sarebbe bellissimo vedere in moto, stavolta li facciamo andare su a piedi, inserita in un trittico la salita al Castello di Udine, la salita al Castello di Fagagna, la salita alla Torre Picotta, e questo non fa altro che ribadire la centralità di Tolmezzo. Fare l'assessore allo sport con queste persone non è facile, è facilissimo. Io sono orgoglioso, veramente sono orgoglioso di fare l'assessore allo sport con queste persone. Tony Boe, a ripresa dopo un infortunio, ci sarà e sarà l'uomo da battere. Ritorna Laia Sainz, che Tolmezzo ha già conosciuto, dopodiché dopo tante vittorie mondiali ha vinto anche il mondiale enduro ed è stata la donna con il miglior piazzamento alla Dakar, nono posto, un qualcosa di unico, perciò un'atleta fortissima, non c'è solo Tony Boe perciò. Certamente sì, confermo quello che hai detto tu.
Sulla piazza di Tolmezzo si ripresentano dopo il 2010 diversi piloti che ancora stanno gareggiando nel mondiale con risultati non lusinghieri, senz'altro molto di più. Tony Bow ha conosciuto Tolmezzo, avremo Fusinami, avremo Raga, persone, piloti che sono quasi tra i 35 e i 40 anni, 39 anni, che però rappresentano il top, ripeto, il top del mondiale, che difficilmente i giovani, e questo purtroppo devo dirlo, ma anche loro lo riscontrano, che sono trovati davanti di piloti di caratura esagerata. Tony Bow è al 26esimo mondiale tra outdoor e indoor, e nel 2008 mi pare conquistasse il suo primo mondiale in occasione della sua prima venuta a Tolmezzo. Come dicevi tu, non solo piloti maschili ma anche piloti femminili, suddivisi in due classi, la top woman e che sono le donne che faranno il percorso un po' più impegnativo rispetto alle colleghe che si affacciano per la prima volta nel mondiale, saranno praticamente le top, chiaro, ma di categoria B. Le altre categorie rappresentate, come si dicevamo, è la categoria principe e la TR1, dove gareggeranno 13-14 piloti, dopo la TR2 il percorso un po' più facile rispetto ai big, e la TR 125 per i maschi, come dicevamo prima, che è la classe new entry level per questo tipo di disciplina. In più ci saranno due categorie, come abbiamo detto prima, femminili. Un grande risultato in termini di partecipazione, l'ho già detto prima, 92 persone provenienti da diverse nazioni, le nazioni rappresentate saranno circa 13-14 nazioni. La faranno da padrona chiaramente gli spagnoli, dove all'interno delle loro compagini hanno i maggiori campioni, oltre che anche gli altri, ma anche sulle categorie minori, però saranno ben rappresentata sia l'Italia che l'Europa continentale. Quindi mi auguro che a Tolmezzo possano aspettarsi di trovare ciò che ritengono. C'è molta aspettativa a livello mondiale per questo evento, saremo la prima gara dell'anno, doveva essere la terza, ma è stata sia il Giappone che la Cecoslovacchia hanno rinunciato per problemi di pandemia, quindi di fatto il round 3, che doveva essere quello di Tolmezzo, diventa il round 1. L'esperienza viene col tempo, ma sei stato affiancato da uomini come Walter, ma non solo, che hanno già all'attivo più mondiali. Infatti la responsabilità che grava sulle mie spalle è decisamente alta, anche perché come giustamente hai osservato tu, le aspettative sono elevate, la qualità e l'operato del Motoclub Carnico sono sempre stati di altissimo livello, e quindi per me appunto la responsabilità diventa importante per cercare quantomeno di fare qualcosa, cioè, allo stesso livello dei miei predecessori. Indubbiamente devo anche dire che sono fortunatissimo ad avere al mio fianco uno staff di persone molto preparate, di persone che hanno una passione enorme per questo sport e per gli sport motoristici in particolare, e soprattutto sono alcuni di loro sempre le stesse persone che nelle edizioni passate hanno portato a termine già eventi di questa caratura. Per me è il primo mondiale, nonostante comunque abbiamo già organizzato nel 2017 e nel 2019 2 campionati italiani sempre di trial, prima a Tolmezzo e poi a Paularo, quindi diciamo che una base di esperienza me la sono creata, ma per il resto diciamo che posso, per tutto quello che mi viene, quello che manca a me, sono, come detto, fortunatissimo ad essere affiancato dalle persone molto preparate. Luca, è uno sport, il trial, dove si può partire anche con delle basi abbastanza semplici. Sì, allora io ho iniziato a 3 anni con la minimoto. Beh, tu sei partito prestissimo. Sì.
e pian pianino sono sempre cresciuto più di livello, passando dal 50 di cilindrata, poi all'80 e al 125 e adesso sono arrivato al 250. Ecco, 250 tu hai una cilindrata un po' anomala per la tua età, però ti trovi bene, il feeling con la moto c'è. Sì, allora col 125 ho gareggiato già 3 anni e poi ho deciso che era ora di cambiare. Soddisfatto comunque della scelta, è la scelta giusta? Sì, ho fatto una bella scelta, sono contento perché avendo più motore puoi fare più cose. Questa trasmissione è stata offerta da RS Moto.